Amici sportivi di Sesta Rete, ben ritrovati con il consueto appuntamento domenicale che riguarda il calcio dilettantistico catanese e non solo. Il saluto chiaramente rivolto anche alla nostra prima penaltina. Ciao carissima Manuela e naturalmente un saluto va anche al nostro Gianluca Barbagallo, impostazione Buonasera, internet. buonasera a tutti, buonasera Manuela. Buonasera. Benissimo, ritrovati per questo appuntamento che si rinnova naturalmente ogni domenica a partire dalle 19:15, come al solito in replica nella tarda serata, intorno alle 23:15 e poi in replica anche domani mattina. Appuntamento ricco, parleremo di interregionale, parleremo di eccellenza, punteremo i nostri fari anche nel campionato di promozione, di prima categoria, di seconda categoria e oggi in via del tutto eccezionale avremo anche una parentesi dedicata alla terza categoria. E a questo punto, dato che siamo in perfetta situazione di tempistica perfetta, possiamo senz'altro dare parola alla nostra Manuela per subito darci il quadro e i risultati del campionato di interregionale. Ad Adrano Messina 0-0. A Campagna Battipagliese Licata 3-3. Ad Acri Ascireale 1-0. A Melicucco, Cittanova Interpiana, Marsala 0-0. A Caltanissetta, Nissa Interreggio 1-4. A Noto Serre 1-2. A Nola, Nuvla San Felice, Palazzolo 1-0. Alla Mezzia Terme, San Biase Valle Grecanica 1-1. A Sant'Antonio Abate, Nuova Cosenza 3-1. L'Acri quindi batte la Ciriale a 3 minuti dal termine con il risultato di 1-0 e continua ad essere la squadra che apre la classifica del campionato interregionale Girone I. Sì, prima classificata troviamo infatti Acri a 29 punti, Interreggio 28, Marsala 27, Adrano 24, Palazzolo, Nuova Cosenza, Battipagliese e Serre con 22 punti, Sant'Antonio Abate 21, Noto 20, Cittanova Interpiana, Nuvla San Felice 19, Acireale, Licata, Messina e Valle Grecanica 17, San Biase 14 e chiude Nissa con 12 punti. Ecco, se è possibile guardiamo anche la schermata, così abbiamo un quadro ancora più completo del campionato di interregionale. Nel frattempo la mia domanda subito al nostro Gianluca. L'Acri continua a essere al primo posto, ma questo interreggio settimana dopo settimana si conferma. Oggi ha vinto sul campo della Nizza, che comunque da qualche settimana ha cambiato un po' l'entourage sia tecnico che anche il parco giocatori, non riesce ancora ad ingranare la squadra di Gaspare Cacciola. È una situazione un po' complicata. Forse bisognerebbe anche qualche nuovo acquisto, probabilmente ci vorrebbe, sì, no? Ricordiamo che sino al 17 le liste nei campionati dilettantistici sono aperte, quindi è possibile effettuare trasferimenti, anche se comunque, come dicevo, la classifica comincia a diventare un attimino pericolosa, perché il distacco, come vedi, si allarga già al Messina di 5 punti. È una situazione imbarazzante anche per il Licata, che anche comunque oggi ha colto un buon punto a Battipaglia. Sì. Per la Cireale, che malgrado la vittoria di giovedì, perché ricordiamo che giovedì si è svolto questo turno infrasettimanale, dove la Cireale era riuscita a vincere, stavolta invece non porta punti da Acri. E la cosa che comunque è da segnalare nella giornata di oggi è lo stop and go del Marsala, che impatta a Cittanova sullo 0-0, perde il treno. Era una buona occasione per portarsi in vetta da sola. Sì, adesso è a 2 punti, non sono un'enormità, però quest'Acri comunque comincia a mettere paura. Invece pare che abbia frenato definitivamente la corsa verso alle prime posizioni l'Adrano, che oggi non è andato oltre lo 0-0 con il Messina in questo derby. Un momento di calma probabilmente. L'unico derby siciliano della giornata, dove il Messina ha preso un buon punto. Messina che in questo momento comunque pare riprendersi dalla crisi di qualche settimana fa. Ribadiamo, sono situazioni interlocutorie nei campionati dilettantistici perché non ci sono ancora gli organici completi, quindi sono delle domeniche un po' di trambusto, cioè può capitare che un giocatore giochi una partita con una squadra e la prossima settimana si ritrova in un'altra, per cui bisogna aspettare la chiusura delle liste di trasferimento per dare poi una chiarezza nei roster e quindi anche per dare dei pronostici più concreti. Certo, queste due squadre calabresi sostanzialmente pare che vogliano fare corsa a sé,
l'unica speranza è il Marsala. Ma speriamo bene. Grazie Gianluca per questo quadro completo del campionato di interregionale. Adesso proseguiamo e andiamo subito a conoscere i risultati del campionato di eccellenza. Parliamo del girone A e come al solito parola alla nostra Manuela. A Monreale, Audace Palermitana 3-0. A Castellammare del Golfo, Castellammare Alcamo 0-1. A Terrasini Camarat 0-2. A Castelvetrano, Folgore Atletico Campofranco 2-2. A Palermo, Parmoval Agragas 0-0. A Ribera, Riviera Marmi 2-0. A San Giovanni Gemini Valderice 3-0. A San Cataldo, San Cataldese Mazzara 1-1. Una classifica che vede ancora in testa la squadra del Ribera, e però a seguire abbiamo come al solito sempre la presenza continua dell'Acragas e dell'Alcamo. A te il quadro, Manuela. Ribera 32 punti. Agragas e Alcamo a pari merito con 30 punti. Segue Camarat 29, Atletico Campofranco 25, Mazzara 21, San Cataldese Audace 20, San Giovanni Gemini 19, Riviera Marmi 18, Valderice e Parmoval 17, Castellammare Calcio 13, Terrasini Folgore 10 e chiude la Palermitana con 3 punti. Dunque questo Ribera continua sempre a fare da apripista a questo girone. Sì, Gianluca. una giornata che comunque ha visto le Battistrada fare punti, tranne l'Agragas che ha pareggiato a Palermo, non è riuscita a trovare i 3 punti che doveva sulla carta, diciamo, raccogliere, quindi si allontana un attimo dalla vetta che adesso resta d'appannaggio del Ribera. Comunque un girone sempre abbastanza incerto, Queste perché 4 tra la squadre prima al e la quarta vertice ci sono 3 punti, perché anche il Camarat sostanzialmente ancora È vero. è in piena corsa per quanto riguarda la Insomma, prima un girone da seguire ancora con tanta Sembra attenzione. più delineata invece la corsa per i playoff e per la retrocessione diretta, dove la Palermitana pare oramai aver tirato i remi in barca, quindi non resta che assestarsi nelle zone play-out. Poi sostanzialmente la fase di mezzo ci sono squadre che vivono di rendita, la San Cataldese, San Giovanni Gemini, dove non hanno grosse ambizioni. Benissimo, nel frattempo andiamo subito a presentare i nostri ospiti che ci hanno raggiunto, vengono da Vittoria, parliamo del Città di Vittoria, parliamo sempre del campionato di eccellenza, una vittoria per Ezio Raciti, mister del Città di Vittoria. Ciao Ezio, ben trovato, e insieme a lui abbiamo Cosimo Montalto che ritorna trionfante. L'ultima volta che era venuto a trovarci non era in una situazione positiva, perché insomma veniva da un'esperienza negativa con il Paternò. Adesso devo dire che con il Città di Vittoria le cose stanno andando abbastanza bene, no? Il debutto con doppietta, oggi una bella vittoria, tra l'altro un derby, no? Dico bene Ezio, com'è andata oggi? Ma oggi è andata bene, forse il risultato non rispecchia il vero andamento della partita, perché abbiamo meritato, potevamo fare qualche altro gol, non abbiamo Però intanto i 3 concretizzato. punti fanno morale e classifica. Però l'importante era, infatti, siamo usciti da un periodo molto brutto. Adesso ci racconterai tutte le vicissitudini che ci sono state. Ed è Io stato nel importante. frattempo ti faccio anche vedere i risultati del girone che vi riguardano. Parliamo del girone B, come al solito del campionato di eccellenza. Manuela che ci legge subito il quadro con la relativa classifica. A Caltagirone, Aquila Caltagirone Messina 0-3. A Catania, Atletico Catania Orlandina 1-2. A Vittoria, Città di Vittoria Comiso 1-0. A Piraino, Due Torri Aci Catena 4-1. A Lentini, Leonzio Mister Bianco 0-4. A Ragusa, Ragusa Modica 0-0. A Taormina, Taormina Enna 4-0. A Trecastagni Real Avola 0-0. Beh, 11 punti sono tanti Ezio, però diciamo pure che adesso il campionato probabilmente cambia, no? Perché molte squadre si rafforzano, molte squadre hanno altri nuovi obiettivi e può darsi che questi 11 punti siano recuperabili, o diciamo che è un po' difficilotta la cosa? Sicuramente 11 punti sono tanti ed è difficile, però noi staremo sempre sul pezzo, lotteremo fino alla fine. Anche perché c'è sempre il discorso dei playoff, no? Ci sono i playoff, c'è la Coppa Italia, non molleremo, stiamo cercando anzi di completare l'organico e di chiudere il cerchio
nel gruppo. Ecco. Guardiamo la classifica del girone B di eccellenza, in testa abbiamo il Città di Messina. Città di Messina 40 punti, Ragusa 36, Città di Vittoria 29, Real Avola 28, Due Torri 23, Acicatena 22, Taormina Mister Bianco 20, Orlandina 19, Comiso 16, Aquila Caltagirone 13, Trecastagni 12, Atletico Catania 11, Modica 8, Leonzio 6, chiude Enna con un punto. Il Ragusa sembrerebbe un po' rallentare la corsa, però continua a essere sempre una squadra importante per questo girone, Ezio. Ma non credo che il Ragusa che rallenta la corsa, è che il Messina non È il Messina che allunga, che no? non rallenta il Messina. E che Ragusa ha perché- avuto la sfortuna di trovare le uniche due squadre probabilmente che in questo girone si sono rinforzate, che Sì. sono l'Orlandina appunto e il Modica. Le ha beccate in sequenza e quindi sostanzialmente ha faticato più del previsto. Certo. Due squadre che lottano per la salvezza e due squadre che hanno rigirato un po' le carte all'interno dell'organico, no? Il Modica si è Sì, rinforzato il Modica si in è maniera rinforzato. determinante. Senti Ettore, volevo, se mi permetti, Sì. a parte ricordare la mail, L'email, se vuole sì, mettere in contatto con noi, per lo può mettersi in fare contatto, giusto. attraverso penalty sestarete@libero.it. Vi ricordo che penalty è scritta esattamente per come lo vedete, e c'è anche la pagina Facebook penalty sestarete, quindi se cliccate Il di contatto penalty, immediato. Poi c'ho una news da Agrigento. Veloce. Parma Vallagragas, che si è giocata ieri, Sì. ha visto un finale un po' rissoso. Un giocatore della squadra palermitana ha colpito con un pugno un giocatore dell'Agragas. E adesso Pazzesco. arrivano le scuse ufficiali, infatti sono pubblicate sul sito della squadra agrigentina. Appunto arrivano questo pugno ricevuto da Russo, arrivano le lettere di scusa da parte della società. Questa è una del cosa Parma. bella, è una Voglio cosa dire, un bella. segnale di distensione in un mondo che comunque... E poi si avvicina Natale, insomma, bisogna essere tutti siamo tutti buoni, più no? buoni. Infatti. La domanda subito a Cosimo, oggi è stata una partita probabilmente anche combattuta, no? Insomma, atmosfera ragusana intensa per due squadre importanti del territorio ebleo. Com'è andata? Ma sicuramente è sempre un derby, quindi alla fine le partite contano di più le motivazioni che hanno entrambe le squadre. Fortunatamente oggi, meritatamente abbiamo vinto e potevamo anche fare Anche se il più mister gol ha e quindi- confermato che insomma oggi forse il risultato dell'1-0 vi stava un po' stretti, no? Un po' Sì, stretto. sì, in effetti abbiamo Volevo- creato tanto e non abbiamo concretizzato. Ho capito. Volevo Gianluca, mi chiedere vuoi dire al qualcosa? mister, 11 punti di differenza dalla vetta, no? Sì, lo abbiamo Quale sottolineato. obiettivo- Sì, quale obiettivo adesso vi fanno rincorrere? Perché diciamo che la vittoria del campionato è, non dico difficile, ma quantomeno Ecco, la società adesso cosa vuole da questo nuovo gruppo che si sta costruendo a Vittoria? Ezio? Ma sicuramente vogliono che andiamo più avanti possibile sia in campionato che in Coppa. E poi noi ci aggrappiamo a tutto. L'anno scorso il Palazzolo alla fine del giro d'andata era 12 punti dietro la Drana e ha vinto il campionato. E ha vinto il campionato, Noi ci certo. attacchiamo a tutto. Invece uno sguardo alla parte bassa, un giudizio così da addetto ai lavori. no? Abbiamo Modica, ha messo Maluccio. Diciamo che da Comiso in giù sostanzialmente io inserirei anche la Leonzo, anche se continua ad avere grossi problemi Ma societari. probabilmente Ma sì. purtroppo ormai questi campionati sono falsati. Sono due davanti tronconi. a tutti, cioè sotto gli occhi di tutti, che sono campionati che hanno tre, non due, tre tronconi di mercato e di conseguenza tre momenti diversi. È giusto. Sì. Tre momenti diversi e viene falsato il campionato perché incontri una squadra che la settimana prima è a organico pieno e ancora Certo, però che motivazione. vedere il Modica nella zona bassa, insomma, è una cosa strana, volendo, per questa categoria. Sì, ma se tu consideri che le ultime quattro ci sono Atletico Sì. e abbiamo pareggiato in casa Sì. l'ultimo minuto e con la Leonzio addirittura siamo andati lì dopo una settimana Di d'inverno e abbiamo perso. Comunque adesso la società da quello... Erano ancora all'ultima spiaggia, hanno Eh. fatto l'ultima partita l'Atletico contro di noi, la Leonzio contro di noi. Cioè, li avete beccati in un momento sbagliato, perché campionati giustamente falsati, giocavano tutti. campionati falsati. Poi la settimana dopo il Messina va a giocare contro l'Atletico e trova il campo Trova il chiuso. campo cioè, chiuso, succede così- di tutto. Così il campionato purtroppo non... Ma Ezio, io la domanda te la voglio fare. Tu vieni dal settore giovanile del Catania, quindi un contatto con i ragazzi, anche una tipologia di insegnamento diverso. Perché sei ritornato nel dilettantismo? Nel senso così bravo della parola, Io ho fatto, tu lo sai, ho fatto per 16 anni queste categorie Sì. tra promozione ed eccellenza. con grandi successi tra l'altro, hai vinto anche i campionati. Sì, qualche campionato. Poi c'è stata la parentesi del Catania, sono stato 6 anni al Catania
Forse avevo bisogno di nuovi stimoli, altre motivazioni. Oggi posso dirti che sono pentito. Sei contento? No, pentito. Ah, sei proprio... Ho trovato un calcio malato, un calcio diverso, ho trovato... L'avevi lasciato 6 anni fa, che era probabilmente quasi uguale come adesso. Forse No, anche c'erano peggio. più soldi No. forse, mister. Sì. Ma no, non è solo un problema di soldi, si può anche organizzare con dei giovani, puoi fare una squadra giovane, risparmiare, che non c'è organizzazione, Non c'è non ci sono- organizzazione. Ci sono delle grandi non ci piazze... sono società, non ci sono dirigenti che oggi secondo me sono Sono all'altezza fondamentali. di poter programmare chi per un motivo, chi per un altro, ed è tutto improvvisato. Ed è tutto Cioè la improvvisato. tristezza è vedere queste grandi piazze, insomma, tutte Eh, squadre sì. comunque importanti per la nostra Sì, regione sì, che sì. insomma 3/4 hanno problemi di natura economica, hanno squadre in... Ma se vedete il girone d'eccellenza, ci sono 7-8 squadre che hanno fatto la Serie C per tanti anni. Infatti, Vittoria ne è un esempio. Vittoria. Ma Vittoria, Ragusa, Messina. Ragusa, Vittoria. Certo. La Cicatena ha fatto la Serie D, il Comiso ha fatto la Serie D, l'Atletico, Modica, Atletico Leonzio. Catania, la Leonzio, Lenna. Sì, sì, effettivamente è un girone pesante sotto questo punto di vista, però, Sì, però poi i alla problemi fine- ci sono sempre, ecco, no? ecco, alla fine Strutture, sono- dirigenti, soldi pochissimi e quindi è sempre difficile Cioè, infatti riuscire a fare la qualcosa parte di positivo. alta della classifica, cioè la parte di sinistra, non fa altro che rispecchiare esattamente la bontà della gestione economica. Sono le squadre che comunque, forse a parte la Cicatena, sono quelle che in Sì. questo momento sono riuscite a restare a galla economicamente. È vero. Comunque c'è da Metterei dire anche che l'Orlandina, devo in dire. queste categorie purtroppo non vince né l'organizzazione né la programmazione, vince chi spende di più. Bravo. Vince? Hai soldi, Vince chi spende di più. Ah, hai Vero. soldi, ti permetti i giocatori di una certa fascia, non ce li hai, non te li puoi permettere, non puoi E vincere. soffri. Punto. Soffri. Purtroppo è questo il calcio dei dilettanti. È vero. Allora a questo punto noi ci fermiamo, c'è la pubblicità, ci rivedremo di nuovo sempre qui su Sesta Rete per continuare a raccontare la domenica sportiva dilettantistica siciliana, ancora sempre con i nostri ospiti, Ezio Racido, Città di Vittoria, insieme al giocatore Cosimo Montalto, Città di Vittoria. A tra poco. Eccoci rientrati in studio, siamo sempre con la rassegna dedicata al calcio dilettantistico, penalty ogni domenica a partire dalle 19:15. Adesso parliamo sempre del girone B e lo facciamo subito con un servizio che ci ha preparato il nostro Gianluca, riguarda la sconfitta ennesima dell'Atletico Catania con l'Orlandina. Guardiamolo insieme. Finisce 2-1 per l'Orlandina il match di oggi pomeriggio a Zia Elisa, battuta ancora una volta l'Atletico. Ancora una domenica amara in casa atletista con l'ennesimo colpo di scena. Ieri è saltato l'accordo con Mirto e il suo gruppo di giocatori. L'esonero lampo restituisce la panchina all'ex tecnico Richichi che rientra con alcuni giocatori, ma oggi in campo è scesa una squadra imbottita di juniores e senza allenamento da 3 settimane. La gestione clownesca di questa società da parte del presidente Orofino e del suo alter ego Trigomi hanno toccato ogni infimo livello. Siamo di fronte all'improvvisazione assoluta, alla gestione amatoriale di una squadra d'eccellenza. Il resto è la cronaca di oggi con l'Atletico che era riuscito anche a passare in vantaggio grazie ad un gol del giovane Ilardo subentrato all'infortunato in Travaia. Ma l'illusione è durata un solo tempo. Un'ingenuità del portiere Caruso provoca un calcio di rigore realizzato dall'attaccante ospite. L'Orlandina mette sotto assedio i catanesi e finalizza la pressione a 20 minuti dalla fine. L'Atletico è sulle gambe, non ha né la forza fisica né mentale di reagire. Si perde uno scontro diretto importante in casa, ma ciò che più conta alla tifoseria, in aperta contestazione contro la società, è che l'Atletico non perda ancora per molte altre domeniche la faccia. Beh, certamente una situazione ingarbugliata, l'Atletico Catania sta vivendo un altro ennesimo momento nero della sua storia, no? Questa categoria che praticamente si ha difficoltà a mantenerla, Ezio, ancora una volta la conferma che quando non c'è organizzazione non si va avanti. Purtroppo quello che dicevamo prima, la disponibilità economica conta più della programmazione. Ma dal punto di vista tecnico, il vostro girone presenta, come abbiamo detto poc'anzi, squadre molto interessanti, ma il Messina perché è solo ed unicamente la squadra da battere? Cioè, come mai ha veramente questi giocatori che fanno la differenza per la categoria o c'è soltanto una buona organizzazione? No, hanno un ottimo trascorso, di conseguenza hanno l'esperienza anche per poter programmare, hanno disponibilità economica, una società solida, hanno un parco giocatori importante e stanno facendo bene. E stanno facendo veramente bene. Tra l'altro vogliamo salutare anche Antonio Raciti, che è il caro figliolo di Ezio, e mi hanno detto anche che è un ottimo giocatore. Comincia. Cosimo, a questo punto questa parentesi nuova con il Città di Vittoria probabilmente ha messo anche serenità
insomma, nella tua carriera calcistica, no? Dopo l'esperienza ultima non certamente positiva di Paternò, come ti ha accolto la città di Vittoria? Sicuramente sono arrivato in un periodo che c'era un po' di confusione a Vittoria, quindi i 9 acquisti, diciamo che la prima partita abbiamo fatto bene e quindi abbiamo dato un bel segnale. Certo. Fortunatamente domenica sono riuscito anche a realizzare i 2 gol che sono serviti insieme vittoria. a quello di Lo Giudice di vincere la partita, quindi meglio E i tuoi nuovi compagni di così. squadra, questo arrivo del nuovo bomber, insomma, è stato positivo, no? Ma io penso che ho trovato, con tutti i problemi che hanno avuto, ho trovato uno spogliatoio umile soprattutto, e anche grazie all'aiuto del mister mi Certo. sono integrato benissimo, quindi meglio di così non potevo iniziare. Lavorare con insomma, gente un po' più di esperienza probabilmente è sempre un po' difficile, no? Perché con i ragazzi è più facile dare un insegnamento diretto, con quelli che hanno un po' di esperienza probabilmente c'è un altro tipo di linguaggio, a te non mancheranno certamente le parole. No, tu lo sai benissimo, Ettore, hai fatto l'allenatore anche tu, e sai che poi alla fine il giocatore capisce l'interlocutore, capisce se sai di calcio, se Certo. hai degli argomenti ti seguono, se si rendono conto che non hai cosa trasmettere Ti abbandonano. ti sopraffanno. Senti, la prossima settimana c'è una partita difficile, perché giocate a Messina contro il Città di Messina, una partita che sulla carta potrebbe sembrare, non dico proibitiva, ma molto 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 scorbutica. Noi la settimana scorsa siamo stati a Messina in Coppa Italia, abbiamo pareggiato 2-2, abbiamo passato il turno, vincevamo 2-0 fino al 94. Sì, è vero. L'arbitro ha dato 12 minuti di recupero, cosa che non Ma può mai darsi si che è il Messina vista. magari con il fatto che in testa giochi un po' meno per la No, Coppa. hanno giocato in formazione completa, ci tenevano, però è una squadra che forse non è abituata ad essere aggredita. E quindi Però potrebbe essere la chiave di volta. Sì, diciamo che adesso noi non abbiamo nulla più che perdere, perciò andremo lì a giocarci la partita, speriamo di non prendere una legnata, però potrebbe anche Ma con essere l'entusiasmo nuovo importante. di Vittoria probabilmente un'arma in più, secondo me. Sì, ma comunque andremo lì a giocarcela senza barricate, Certo. come abbiamo fatto a Ragusa, come abbiamo fatto in Coppa, andremo lì a dare la nostra possibilità al campionato di riaprire. Di riaprirsi, certo, perché una vittoria indubbiamente potrebbe agevolare la risalita del Ragusa, ma anche il vostro, Accorciare la nostra la distanza. vostra posizione. Gianluca, volevi dire Sì, volevo qualcosa? chiedere al mister, così sempre da detto ai lavori, chi secondo lui in questo mercato di riparazione ha fatto i colpi più importanti? Ecco, sì, chi l'ha fatto il colpo più importante? A parte il Vittoria, A parte che secondo me, chiaramente il insomma, Vittoria si è che Ma riorganizzato alla credo grande. che non ci sono stati tantissimi, almeno nelle prime posizioni, tantissimi cambiamenti, e questo è il cambiamento più importante, quello di non fare troppi Che sono poi si cambiamenti. rischia di dover Sì, ricominciare sì. tutto da capo. Noi purtroppo abbiamo dovuto ancora una volta rifare tutto, sono andati via, sono arrivato a Vittoria, erano in 34. Mamma mia, Dal momento del mio arrivo adesso sono andati via 24 persone. quindi giustamente E avete... voi avete preso- fatto dei colpi importanti. hanno riorganizzato Abbiamo tutto. preso qualche giocatore Garufi, importante. Mondalto, Randis. No, Garufi è un ragazzino, Garufi grande è andato a Ragusa. Ah, ok. Non è il Ragusa. E invece il Messina ha preso Berti. Sì. Enzo Berti che insomma Berti. Ha preso Enzo Berti, che tra l'altro è anche un portafortuna. Ah, sì, ha vinto più campionati lui ogni che volta che Ferguson. va in una squadra vince i campionati. Beh, poi all'esperienza, E voglio poi dire, all'esperienza, a l'eccellenza qualità, incide. a qualità, esperienza, però diciamo che secondo me la cosa più importante è fare pochi ritocchi, e loro ne hanno fatti vero, pochi. anch'io sono d'accordo. Hanno trovato un equilibrio all'inizio dell'anno e lo stanno mantenendo. Benissimo, allora per la settimana prossima partita difficile, ma ti vedo molto ottimista e quindi probabilmente con la possibilità di Sì, fare il diventa- colpaccio. Diventa un po' la mina vacante adesso il Vittoria, no? Beh, a questo Perché punto sì. Può Sì, essere in il terzo effetti- incomodo. A questo punto In sì. effetti è difficile che non riusciamo a fare i playoff. Penso che ormai mantenendo un certo ritmo dovremmo i playoff rimanerci. probabilmente Sì, ma anche dovremmo perché rimanerci. A questo la punto classifica possiamo si è quindi praticamente spezzata in Sì, due, perciò cioè. a questo punto possiamo anche permetterci di andare a giocare ovunque con una certa serenità. serenità. Sono le E prime visto- 5 e poi c'è il vuoto. E visto anche la qualità della squadra, penso che Certo. possiamo diventare la mina vagante, appunto come diceva. Ultima battuta per Cosimo. Allora Cosimo, a questo punto la partita di domenica potrebbe essere, come abbiamo detto poc'anzi, una partita importante per il proseguo, ma l'obiettivo di Cosimo a questo punto anche in quantità di gol?
Vogliamo già dare un numero? Diciamo che non parte posso. con Perché lui l'handicap. vince sempre il girone di... Se volesse rivincere il titolo di capocannoniere parte con l'handicap, ha regalato 6 giornate, 7 infatti, giornate ha agli giocato qualche avversari. partita in meno. Da questo momento in poi insomma si spara le sue carte. Che facciamo? Vabbè, Andiamo la in doppia classifica- cifra? Vabbè, quello lo spero, cioè alla fine per ogni attaccante Certo. diciamo, arrivare in doppia cifra è importante anche per una questione per l'anno prossimo, Certo. però secondo me l'obiettivo principale è riuscire a fare, arrivare con i playoff con il Vittoria. Hai visto come parla da professionista? Riuscire a vincere, riuscire a vincere la Coppa Italia, Certo. che poi io in passato l'ho anche vinta, è una cosa bella, quindi alla fine... Benissimo. Poi quello che viene 8, 10, 5, 4 Va benissimo, meglio l'importante è in più. andare alti in classifica. Esatto, esatto. Allora un saluto ad Antonio, il tuo Babies, e poi soprattutto un in bocca al lupo per il campionato del Città di Vittoria e speriamo di rivedervi presto qui di nuovo a penalty, magari possibilmente con una bella posizione ancora più importante in Più classifica. consolidata, grazie. Grazie a voi. Noi ci fermiamo, nel frattempo salutiamo Manuela perché tra poco ci raggiunge Lorena e con lei parleremo del campionato di promozione. A tra poco dopo la pubblicità. Eccoci ritornati, siamo sempre in diretta con i risultati, le classifiche, i commenti dei campionati dilettantistici catanesi e non solo. Abbiamo girato pagina dopo il campionato di eccellenza, adesso affrontiamo il campionato di promozione, diamo il saluto alla nostra nuova penaltina. Buonasera a tutti. Ciao Lorena, tutto a posto? Benissimo, Benissimo. E diamo un saluto anche naturalmente al nostro commentatore della categoria di promozione di oggi, ovvero Alessio. Buonasera, buona Alessio Di domenica a Mauro. tutti. Ciao Alessio, come va? Buonasera. Tutto bene. Bene, che risultati ci sono questa settimana? Sorprendenti? Diciamo che c'è stato un passo falso dell'ACI Sant'Antonio nel girone C di E il promozione. Via Grande che ha fatto? È andato bene? Il Via Grande ha travolto con un secco 6-1 il bel passo. Stai anticipando il girone che affronteremo dopo? No, lo affrontiamo subito perché infatti girone C. il girone C, infatti adesso Lorena ci legge subito la classifica e soprattutto i risultati del girone C del campionato di promozione. Ad Aci Catena, Aci San Filippo, Villafranca Tirrena 2-3. A Fiumefreddo, Fiumefreddese Real Santa Venerina 1-0. A Gravina, Gravina San Gregorio 0-1. A Messina, Piero Mancuso, Aci Sant'Antonio 1-1. A Mili Marina, Pistonina batte Scommettendo per 1-0. A Santa Catalì Battiati, Sporting Battiati Spar 1-3. A Via Grande, Sporting Via Grande, Belpasso 6-1. A Santa Teresa di Riva, Sporting Insieme, Garda e Messina 2-0. Alessio ci ha anticipato quella che è stata la vittoria sonante del Via Grande, ci ha anche anticipato il passo falso dell'Aci Sant'Antonio, ma che comunque la squadra allenata da Marchetti continua a rimanere in vetta. Difatti, Aci Sant'Antonio 29 punti, Sporting Via Grande 28, Spar e Villafranca Tirrena 24 punti, San Gregorio 22, Garda e Messina 21 punti, Pistonina e Fiumefreddese 20, Belpasso 17 punti, Sporting Battiati, Aci San Filippo e Scommettendo 16 punti, Sport Insieme 15 punti, Gravina e Real Santa Venerina 13, ultima in classifica Piero Mancuso con 11 punti. Diamo subito lettura anche del prossimo turno, possiamo vedere insieme la schermata, sarà un altro ennesimo turno importante, possiamo già inquadrarla, Ambrosiana che giocherà contro la Fiumefreddese, poi ci sarà Belpasso Gravina, Messina contro Sporting Via Grande, Real Santa Venerina con l'Aci San Filippo, San Gregorio Sporting Battiati, Scommettendo contro la Piero Mancuso ed infine Spar Calcio che proseguirà il suo turno con la Pistonina e per chiudere Villafranca Sport Insieme. Allora Alessio, effettivamente questo Via Grande è lì. Sì, il Via Grande ha ad una lunghezza dall'Aci Sant'Antonio che conduce sempre il campionato di promozione con 29 punti. Oggi però bloccato dall'ultima in classifica. Sì, però l'Aci Sant'Antonio va detto che ha giocato mercoledì in Coppa Italia e ha passato il turno con l'Aci San Filippo vincendo per 2-1. Forse ha risentito di una stanchezza, dell'impegno di Coppa, perché ovviamente giocare ogni 3 giorni per queste formazioni dilettantistiche non è sempre facile. Non voglio metterlo in difficoltà, ma Sì. l'Aci Sant'Antonio Via Grande si è già giocato o si deve ancora giocare?
Mi sembra che ancora si debba giocare. Si debba Questo giocare. è interessante, voglio dire. È importante in questo girone, se me ne darai atto probabilmente, questa salita del San Gregorio. Allora, io San infatti... Gregorio, insomma, mi sa che potrebbe essere la nuova sorpresa di queste giornate. Prima che intervieni, in antitesi, la Sì. discesa a piombo del Grevina. Vabbè, quello è normale. Ne parleremo, Quello ne è parleremo normale, pure. quando non c'è Grevina e Battiati organizzazione. credo che abbiano un attimino... Il Battiati deve perso rivedere la molte Trebisonda, cose come si probabilmente, dice da infatti, dopo un inizio scoppiettante. Dicevi del San Gregorio? Se ti ricordi, la settimana scorsa infatti io avevo messo proprio in risalto la scalata del San Gregorio, che già è alla seconda vittoria consecutiva. Il team guidato da mister Malaguarnera sta continuando a fare un buon campionato. Al cospetto degli anni passati, che ci ha abituato sempre a campionati anonimi, invece quest'anno sembra stia avendo una marcia in più. Infatti, se vediamo la classifica, è proprio appaiato al quarto posto in piena zona playoff. Infatti. Benissimo, proseguiamo, parliamo sempre del campionato di promozione. Parola a Lorena adesso per il girone D. A Nissoria, a Gira Nissoria, Leon Fortese 5-2. A Siracusa, Enzo Grasso, Orsa Ragusa 0-0. A Nicosia, Nicosia Troina 2-0. A Paternò, Santa Croce non disputata. A Niscemi, Real Niscemi Città di Rosolini 0-4. A Calascibetta, San Sebastiano Scordia 1-0. A Scicli batte Priolo per 3-0. Ad Ispica, Virtus Ispica, Atletico Gela 2-2. In attesa battuta d'arresto per la Leonfortese, ma che comunque rimane sempre ancora in vetta nel girone D del campionato di promozione. Leonfortese 29 punti, Scordia 28, Atletico Gela 27 punti, Nicosia 22, Città di Rosolini 21 punti, Virtus Ispica, Enzo Grasso e San Sebastiano 20 punti, Priolo 18, Troina 17 punti, Real Niscemi e Scicli 15 punti, Agira Nissoria 14, Orsa Ragusa 13 punti, Santa Croce 12, ultima in classifica Paternò con 9 punti. Ricordiamo Paternò e Santa Croce con una partita in meno. Prima di andare a sentire il commento come al solito di Alessio riguardante questo girone, diamo subito lettura anche del prossimo turno che vedrà in scena l'Atletico Gela in casa con lo Scicli, Città di Rosolini contro San Sebastiano, Gimmica Scordia contro Agira Nissoria, Leonfortese Nicosia, Orsa contro il Paternò, Priolo Enzo Grasso, Santa Croce Real Niscemi ed infine Troina Virtus Ispica. Alessio, questa sconfitta della Leonfortese penso che è un po' la sorpresa della domenica. Indolore, perché diciamo le prime tre hanno fatto corsa a farsi del male. Sì, solamente il Gela ha fatto un punto. Ha fatto un punto. Però Sì. probabilmente poco, perché avrebbe Ci ha potuto... guadagnato la Gira Nicosia in tutta questa situazione. Sì, In un Praticamente certo sì, senso. perché ha Nissoria, vinto scusate. contro la Leonfortese per 5-2. Come hai detto tu prima, Gianluca, lo Scordia ha perso 1-0 contro il San Sebastiano, mentre l'Atletico Gela ha pareggiato con Virtus Ispica per 2-2. Abbiamo una news da Gela, dove Sì. infatti in settimana si è aggregato alla squadra il forte attaccante Giovanni Di Somma. È una carriera prestigiosa per il giocatore palermitano che ha vestito le maglie di Palermo, Salernitana, Akragas, Carini. Cosa vi avevo Portoparma. detto? Il Gela sarà la sorpresa di questo girone, Ma sì, perché è manca sfumato il il passaggio calcio. dell'Aquila Caltagirone d'eccellenza E a quindi Gela, stanno puntando quindi hanno tutto concentrato tutti gli sforzi lì. Io ho una notizia che Sì. arriva da internet invece. Veloce allora, Sì, vai. poi ho i ringraziamenti e le congratulazioni da parte di un'ascoltatrice che si chiama Lorena e poi fa un esplicito saluto ad Alessio Di Mauro, di cui è una grande fan. Ah, benissimo. Alessio c'ha anche Comincia a fan. nutrire i fan, questo ragazzo, voglio dire, Vabbè. cresce Vogliamo bene. ricordare velocissimamente l'email per mettersi in contatto con noi. penaltisestereti@libero.it oppure penaltisestereti è la pagina ufficiale che abbiamo su Facebook. Allora, campionato di prima categoria, prima che Lorena ci legge chiaramente i risultati e la classifica, diamo il benvenuto ai nostri due ospiti che fanno parte del campionato di prima categoria. Abbiamo Dario Barbagallo che è il presidente dell'Atletico Pedara di prima categoria e anche un giocatore dell'Atletico, Angelo Fallica. Pareggio? Sì, È andata bene? ci siamo confrontati con una squadra che
A inizio campionato era data come la più forte del E girone. invece? No, secondo me ha dimostrato nel campo di essere in questo momento Però la voi squadra siete messi bene, ve la Sì, giocate ce la quest'anno. e questo quindi per noi è una, diciamo, va ad aumentare la nostra autostima ed è importante. Certo, è importantissimo. Benissimo, e allora dato che ci siamo leggiamo subito il quadro del campionato di prima categoria del girone E, che riguarda appunto anche in questo caso i nostri ospiti. Girone E, a te Lorena. A Pedara, Atletico Pedara, Real Belpassese 0-0. A Bronte, Ciclope Bronte, Santa Teresa 1-0. Ad Adrano, Cometa Biancavilla batte Giardini Naxos per 4-0. A Gaggi, Gaggi Randazzo 2-1. A Furcisiculo, Furci Città di Maletto 2-0. A Giarre, Inessa, Sporting Taormina 1-0. A Mister Bianco, Lineri Mister Bianco, Dacca 2-3. Cometa Biancavilla che vola in vetta, mentre la Real Belpassese, giustamente grazie anche all'Atletico Pedara, insomma ha uno stop e guadagna solo un punto rispetto a 7 giorni fa. Lorena. Cometa Biancavilla 25 punti, Real Belpassese 23, Santa Teresa 22, Furci 20 punti, Randazzo e Gaggi 19, Atletico Pedara e Ciclope Bronte 17 punti, Sporting Taormina, Città di Maletto e Dacca 14 punti. Lineri Mister Bianco 12, Inessa 9, ultima in classifica Giardini Naxos con 4 punti. Vediamo anche il turno della prossima settimana, parliamo sempre del campionato di prima categoria, girone E. Avremo Città di Maletto contro l'Inessa, Dacca 2000 contro Ciclope Bronte, Giardini Naxos Furci, Randazzo Cometa Biancavilla, Real Belpassese Lineri Mister Bianco, Santa Teresa contro Desport Gaggi ed infine Sporting Taormina contro Atletico Pedara. E a questo punto subito lettura dei risultati dell'altro girone del campionato di prima categoria, parliamo del girone F. A Militello Val di Catania, Atletico Militello, Castel di Iudica 3-3. A Mascalucia, Città di Mascalucia, Città di Augusta 0-3. A Catania, Condor, San Pio X 1-4. A Mascalucia, San Giorgio, Massimiliana 1-2. A Catania, Sporting Barriera, Real Paternò 0-1. A Catena Nuova, Sporting Catena Nuova batte Mineo per 2-1. A Siracusa, Sporting Priolo Valverde 3-0. Ecco, sottolineiamo il fatto che non è segnato nel tabellino il risultato perché la partita si è conclusa da pochi minuti. E diamo anche lettura a questo punto della classifica, sempre del girone F di prima categoria. San Pio X 27 punti, Sporting Priolo 26 punti, Città di Augusta 22, Città di Mascalucia 21 punti, Valverde e Massimiliana 20 punti, Sporting Barriera 18, San Giorgio 17 punti, Atletico Militello 15, Real Paternò 14 punti, Sporting Catena Nuova 13, Castel di Iudica 11 punti, Mineo 6, ultima in classifica Condor con 3 punti. Dario Barbagallo, allora questo Atletico Pedara pareggia in casa con la Real Belpassese, stazione in una posizione abbastanza centrale della classifica, a metà tra la zona un po' calda ma la zona anche dei playoff. Obiettivi di questa stagione? Il campionato avevamo iniziato bene con 2 vittorie consecutive, poi c'è stato un momento in cui la squadra è calata vistosamente, non tanto secondo me da un punto di vista fisico ma più mentale. Abbiamo subito una brutta sconfitta in casa con Randazzo, non meritata, abbiamo avuto diverse occasioni sotto porta, da lì c'è stato un po' di sfiducia, no? Per l'inizio campionato. Poi dalla partita col Bronte in casa siamo riusciti a riprenderci, abbiamo fatto nelle ultime 6 partite abbiamo subito solamente 3 gol, quindi E questo è buono. abbiamo registrato bene la difesa. Quando si prendono pochi gol i punti arrivano. Sì, soprattutto in un campionato equilibrato come quello del girone Infatti, che è ricco di pareggi. Anche se la Cometa Biancavilla sembrerebbe, anche per gli uomini che ha in rosa, leggermente avvantaggiato rispetto In a tanti questo momento altri. sì, noi abbiamo giocato sia con la Cometa che con la Belpassese in casa. La differenza è che la Belpassese è più bella da vedere, gioca meglio al calcio. E la Cometa ha un carattere fortissimo, però è difficile da battere. E questo è importante, quando si ha caratteri in queste categorie è una forza in fa più. la differenza. Fa la differenza. Però 8 punti dalla vetta non sono una cifra. No, non sono Abbondabile. tanti, Però è però uno sforzo sul mercato, Noi- visto che siamo con le liste aperte, vi potrebbe consentire abbiamo ceduto uno dei nostri attaccanti in questo momento, quindi per comportamento non idoneo alla squadra, che era Moschetto Alfa. Ah, avete un'etica proprio all'interno, questo è Sì, importante noi- perché in queste categorie insomma... se lei guarda le nostre distinte, siamo una squadra molto giovane. All'incirca tutti i ragazzi variano dall'87 al 90, tranne Angelo, che è uno dei più grandi,
che è dell'83, 82. 82. Ti faccio più giovane. Quindi. E quindi secondo me se non si dà un buon esempio ai ragazzi tendono a non comportarsi bene, no? Perché il ragazzo vede quello più grande come esempio, se quello più grande non si comporta bene. E allora a questo punto dobbiamo parlare con il giocatore che è leggermente più anziano rispetto agli altri. Questo fatto di affrontare però un campionato dove ogni domenica è quasi una battaglia, insomma è un po' pericoloso anche per questi giovani che probabilmente hanno qualche difficoltà nell'affrontare anche dal punto di vista caratteriale Sì, l'incontro. proprio così, perché è un campionato molto livellato che se perdi la concentrazione proprio perdi le partite, c'è una concentrazione massima perché è un campionato molto Partita difficile. dopo partita. Partita dopo partita, non si può mollare un centimetro. All'interno del vostro gruppo comunque regna serenità, mi ha detto il Presidente. Assolutamente. Ma l'obiettivo primario della classifica per voi giocatori, non tanto per la società. Arrivare sicuramente nei primi posti perché puntiamo sempre a vincere ogni partita, però L'anno scorso per esempio sembravate insomma messi bene, poi avete mollato nella parte finale. L'anno scorso io non c'ero nella dirigenza, c'è stato un momento che sono uscito per 2 anni. Sono rientrato quest'anno ad agosto, però le partite le seguivo sempre perché comunque la squadra è il mio paese. Certo, chiaro. Ed è bello andare allo stadio. Poi a avete vedere. uno stadio bellissimo, Assolutamente Gianluca. sì. Quando parliamo di stadio penso sempre a Gianluca e penso sempre all'Atletico. L'anno scorso- Una delle poche perle della nostra provincia. Infatti. L'anno scorso il Pedara ha subito 36 gol nella stagione e ha perso 6 sconfitte consecutive e secondo me è stato in quel momento, ha fatto 6 sconfitte consecutive, è stato in quel momento che siamo usciti dalla zona playoff. Quest'anno punteremo secondo me con questa compattezza Ma il difensiva. fatto di avere anche dei giovani in squadra vi permette di stabilizzarvi almeno per questa stagione, magari puntare in alto il prossimo. Diciamo il settore giovanile, sto cercando di intervenire sul settore giovanile con gli investimenti perché comunque sono i giovani quelli che danno sempre le speranze Sono le basi di una per il società. futuro e i giovanissimi stanno facendo un bel campionato, anche se sono provinciali, l'anno prossimo faremo la richiesta per i regionali sia per i giovanissimi che per gli allievi. E la scuola calcio abbiamo 70 bambini e grazie anche all'impianto sportivo e al lavoro di Questo Carmelo fa tanto, Pappalardo. questo fa tanto. Ma abbiamo anche un responsabile della scuola calcio, Carmelo Pappalardo, che dà veramente l'anima, sta tutto il giorno lì al campo. Gianluca, Ho una news che Sì. arriva da Messina, Sì. Messina di Serie D, Sì. c'è area di crisi, il direttore dell'area tecnica La Rosa dice che in settimana c'è un incontro con i giocatori perché la società ha chiesto diciamo, una revisione degli accordi economici, quindi si parla di riduzione, qualcuno chiaramente Smantellamento. potrebbe non gradire e magari domenica prossima si potrebbe scendere in campo, queste sono le parole testuali di La Rosa, con un'altra formazione. in questo caso quando parliamo di smantellamento vuol dire che ci sono pochi soldi, a Pedare invece forse siete un po' più tranquilli. Quest'anno non ci sono mai stati soldi a Pedara, tranne qualche 5 anni fa, ci furono le prime partite quando c'era mister Giuseppe Moschetto e che poi non vennero completati di pagare. Quest'anno ho detto ai ragazzi ci saranno i rimborsi spese per quelli che vengono da fuori, i primi partita. Ma questa è la giusta regola. Io sono contrario a questi rimborsi spese anche in questo settore. Insomma, Bisogna direi ricordarsi che di sì. essere i rimborsi dilettanti. spese più che altro ci sono ragazzi che vengono dai Catania e quindi è giusto rimborso darli. spese, però E quando poi si ci parla saranno di ingaggio, insomma, diamoci, ma diamoci cauti. anche perché dare un ingaggio fisso, io ho preferito dire i premi partita, perché dare un ingaggio fisso poi ci sono i giocatori che si cullano Bravo, e non giocano. bravo. Ettore, È un ottimo presidente. Possiamo rinnovare la mail così? Sì, veloce, Penalty se così starete, poi chiudiamo con i nostri ospiti. Penalty se starete @libero.it oppure su Facebook Penalty se starete, la pagina ufficiale dove ci ha appena salutato il nostro scenografo Salvo Campo. Lo che noi salutiamo. salutiamo. Battuta veloce anche con Fallica. A questo punto domenica prossima partita importante. assolutamente sì, perché vincendo domenica possiamo proprio entrare prepotentemente nelle prime 5, vale a dire la zona promozione. Poi servirebbe una buona vittoria anche fra 15 giorni e andare a fare le belle vacanze di Natale con una bella posizione in Questa è classifica. l'ultima, quella di domenica che avremo a Taormina, poi c'è la sosta. Sì, poi c'è la sosta, Poi infatti. andremo a giocare, se non sbaglio, a Maletto, fuori casa. Ma il Taormina viene da diverse sconfitte, non da sé. sconfitte. Troveremo una Sì, squadra agguerrita. Sarà dura, però questo pareggio con la seconda in classifica probabilmente vi ha dato più energia, più Secondo carica, me no? Una squadra abbastanza rafforzata in questi ultimi giorni da elementi di eccellenza che io conosco benissimo, quindi fuori categoria. Ho Noi capito. abbiamo saputo tenere testa benissimo. Bene, bene, bene. Allora a questo punto per chiudere, Atletico Pedara che si sta organizzando bene con il settore giovanile, quindi questo è già un primo Questo sì. punto fondamentale per la categoria e per proprio la struttura della società, con un obiettivo quantomeno di arrivare Quest'anno ai playoff. puntiamo ai playoff. Playoff. Questo l'ha detto il Presidente. Puntiamo ai playoff, Ci dobbiamo ma prendere. ci crediamo tutti. Mentre E ci proviamo. invece per voi il fatto che ci sono dei giovani vi dà uno stimolo in più, a voi un po' più anziani? Sì, perché possiamo consigliarli per come si devono comportare anche fuori dal campo, e quindi alle volte ci ascoltano e questo ci riempie anche E questo è l'insegnamento giusto. Complimenti agli anziani del gruppo allora. Grazie.
Grazie naturalmente al presidente Grazie a dell'Atletico Pedara Dario Barbagallo, grazie anche chiaramente ad Angelo Fallica, buona partita, la settimana prossima sono sicuro che farete risultato, non so, io generalmente ci azzecco. Speriamo che ci sia generalmente. d'augurio. Benissimo, ci fermiamo, abbiamo l'ultimo spazio pubblicitario, nel frattempo salutiamo Lorena perché tra poco ci raggiungerà la nuova penaltina che parlerà solo ed unicamente del campionato di seconda categoria, ci vediamo dopo la pubblicità. Eccoci rientrati in studio e come al solito diamo adesso la parola alla nostra nuova penaltina Giada con il campionato di seconda categoria, però prima di conoscere i risultati del campionato di seconda categoria diamo il benvenuto al nostro nuovo ospite Claudio Cammorata, dirigente dell'Atletico Catania, del Catania, uomo di sport a 360 gradi, chi più ne ha più ne metta, però questa volta anche con una nuova veste, ovvero dirigente, creatore di un progetto che si chiama Tutto Catania. Tutta Catania, perdonami. Grazie a voi. Una battuta veloce su questo progetto? Veloce non è semplice, nel senso è nato come follia, mischia calcio, ma fondamentalmente anche altri sport, ha una grandissima apertura dal punto di vista sociale, culturale, ludica. Stiamo cercando di fare sport e calcio in particolare in un modo assolutamente diverso dal precedente. Salutiamo nel frattempo anche il nostro Luca che come al solito tra poco ci darà il suo commento riguardo al campionato di seconda categoria, però adesso dobbiamo fare un passo indietro, ritorniamo a parlare del campionato di prima categoria perché per l'occasione abbiamo preparato un servizio che riguarda l'incontro San Giorgio Massimiliana, il servizio è preparato, è stato scritto da Alessio Di Mauro, guardiamolo e poi ritorniamo subito a parlare di seconda categoria. Una Massimiliana Corsara espugna il comunale di Mascalucia vincendo per 2-1 contro il rinunciatario San Giorgio. Una gara giocata a ritmi lenti, specie nel primo tempo, che non ha regalato molte emozioni al cospetto di una ripresa indubbiamente più vivace, ricca di gol e con capovolgimenti d'attacco. Per il San Giorgio una sconfitta che pesa e non consente agli uomini allenati da Orazio Pagliaro di agguantare la zona playoff. La gara comincia bene per la Massimiliana, che al secondo minuto va vicino al gol con una punizione di Palazzolo, ma Famà devia in corner. La gara viene gestita a centrocampo dalla Massimiliana, che fa vedere ottimi fraseggi e belle trame di gioco, senza però trovare la via della rete. Ma l'occasione più pericolosa la firma il San Giorgio al 40° con una punizione dei 30 metri di Scuderi. La palla però si stampa sulla traversa. Nella ripresa il San Giorgio sembra prendere in mano le redini del gioco, sfiorando il gol prima con Zanghi e poi con Lavenia, che dopo aver saltato il portiere si fa salvare sulla linea il pallone da Aiello. Al 70° il San Giorgio trova il vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Lavenia. La Massimiliana reagisce e trova il pari 7 minuti più tardi con il neoentrato Cannavò, abile a concludere e spingere in rete un pallone crossato dalla sinistra. Quando la gara sembra incanalarsi sul pareggio, la Massimiliana trova il 2-1 definitivo su calcio di rigore, realizzato da Palazzolo. Vedo questo campo e penso al campo di San Gregorio, caro Claudio, e penso che probabilmente un campo in sintetico risolverebbe molti problemi, anche di manutenzione. Ma non solo San Gregorio, credo la gran parte dei campi della provincia hanno questo problema e sarebbe una soluzione ottimale riuscire a esportare il modello Mascalucia in altre Io ho realtà. parlato di San Gregorio perché voi come tutta Catania avete fatto base a San Gregorio. Abbiamo fatto base soprattutto dal punto di vista progettuale, poi anzi dobbiamo ringraziare il Comune di Valverde perché poi la nostra attività la stiamo svolgendo sia come gare come allenamenti a Valverde. A San Gregorio c'era un po' tanta altra gente, per cui abbiamo preferito una realtà certo, perché poi il campo bisogna dividerlo in tante... abbiamo preferito ritagliare il nostro orticello lì a Valverde. Che tra l'altro è anche una bella struttura. Sì. Benissimo, allora Lorena è andata via, adesso c'è Giada che ci parla subito del campionato di seconda categoria e diamo lettura del girone G. Perfetto. Ad Aci Bonaccorsi batte Val Guarnerese 4-1. A Belpasso, Belpassese Real Aci 2-4. Ad Acireale, Libertas Aci Real Piano Tavola 1-2. A Pisano batte Real Centuripe 2-1. Ad Adrano, Real Adrano Milo 0-0.
A Tremestieri Etneo, Tremestieri Canalicchio 1-1. Il Milo pareggia ma continua a rimanere in vetta a questa classifica. Sì. Giada. Milo con 26 punti, segue Belpassese 19, Aci Bonaccorsi 18, Real Piano Tavola 17, Real Aci 16, Val Guarnerese 15, Canalicchio e Pisano 14, Real Adrano 11, Real Centuripe 9, Tremestieri Etneo 7 e chiude Libertas Aci 4. Luca, battuta veloce su questo campionato che sembrerebbe già abbastanza chiaro. Il Milo, anche se pareggia, continua a essere la squadra da battere. Sì, il Milo ha addirittura allungato in vetta nonostante il pareggio, perché abbiamo visto la Belpassese è stata sconfitta a domicilio per 4-2 dal Real Aci. I punti di distacco ora sono 7, è già un vantaggio consistente, e la Belpassese si deve anche vedere le spalle, perché stanno arrivando l'Aci Bonaccorsi vittorioso sulla Val Guarnerese in crisi, ma anche il Real Piano Tavola alla quarta vittoria consecutiva. Claudio, vedere questi risultati, vedere questi campionati, tu che hai assaporato, toccato proprio con mano il calcio che conta, fa un certo effetto, no? Sì, io ho fatto 20 anni di professionismo e 6 anni di Serie A. Sì, però, mica so pochi, Però ho comunque vestito maglia dalla Serie D a quella dei giovanissimi, per cui questi campionati sono i campionati nei quali io sono nato e cresciuto prima di affacciarmi alla realtà professionistica. Tra l'altro diciamo che veramente faccio fatica a pensare a quanti amici e colleghi sono riusciti a fare dalla Serie A ai giovanissimi. all inclusive, tutto. In prima persona. Tra l'altro c'è da valutare anche il fatto che questi campionati c'è anche una certa passione. Noi abbiamo uno slogan nella nostra trasmissione che dice tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Certo. Ed è uno slogan bellissimo, il nostro forse è ancora più paradossale. Il vostro come tutto Catania? Il nostro l'abbiamo creato che eravamo tifosi di un'idea, cioè noi prima abbiamo pensato alla cosa e poi abbiamo pensato alla squadra, quindi già eravamo tifosi di qualcosa che ancora non c'era. Bellissimo questa cosa. Ma tra l'altro ho saputo che c'è stata una grandissima adesione, tu conosci veramente da uomo del sport tantissima gente. Abbiamo sfruttato le nostre conoscenze, dico anche di chi mi sta attorno, sportive, sia in prima persona che degli amici connessi, abbiamo sfruttato la tecnologia oggigiorno di Facebook, che è una casa di risonanza importante se usato in una certa maniera. E in molti l'hanno sposata questa cosa. Sì, assolutamente, siamo circa quasi 2000 gli affiliati al gruppo e tra l'altro non abbiamo un'attività costante. 1781. Un'attività costante, cioè avessimo una struttura che può lavorare su questo probabilmente arriveremo a numeri ancora più, ci vuole il campo, ci vuole la struttura, ci vuole tante cose. Proseguiamo, allora Giada, l'altro girone del campionato di seconda categoria. Sì, girone H. A Francofonte, Atletico Francofonte batte Picanello 2-0. A Catania, Librino batte Aquila Monteserra 5-1. A Catania, Liotru d'Agata 1-0. Ad Augusta, Megara Carlentini 2-3. A Raddusa Sortino 3-4. A Vizzini Junior Ramacca 2-3. Benissimo, la classifica vede a questo punto in testa con distacco il Carlentini. Sì. Prego. Sì, Carlentini con 25 punti, Atletico Francofonte 21, Megara Augusta 19, Picanello, Sortino e Liotru 16, Vizzini 14, D'Agata 12, Junior Ramacca 11, Librino 9, Aquila Monteserra 7 e ultima in classifica Raddusa con 4 punti. Beh Luca, a questo punto questa vittoria del Carlentini sul Megara Augusta probabilmente dà un taglio netto alla nostra classifica riguardante il campionato di il Carlentini seconda categoria. Dopo gli ultimi innesti si è rafforzata ancora di più e ha messo la freccia andando a +4 sull'Atletico Francofonte, che ha battuto il Picanello e ha rafforzato l'idea che questo campionato è una lotta fra le formazioni siracusane. Mentre invece con Claudio, per chiudere, io a questo punto devo dire che la vostra squadra che milita nel campionato di terza categoria è comunque una squadra formata anche da giocatori che non c'entrano niente con la terza categoria, voglio dire, no? Non è esattamente così, nel senso che c'è comunque qualche nome importante. Certo, cito uno per tutti, Fabio Timonieri, che ha dei trascorsi professionistici di grandissimo livello, ma noi abbiamo creato la squadra come una costola di questo progetto, poi ci siamo resi conto che probabilmente saremo competitivi fino alla fine. Però serve anche per promozionare assolutamente, è un veicolo, no? il calcio è un veicolo di una forza
preponderante, per cui ci hanno dato più visibilità 5 partite paradossalmente che 3-4 mesi di preparazione propagandistica. Quindi, è servita anzi colgo l'occasione per ringraziare te in particolare e tutta la struttura, perché so che la finestra sulla terza categoria è anche difficile da poter tenere aperta, e il fatto di avermi concesso questo spazio e avermi invitato. Organizzare un servizio la prossima volta. Faremo sicuramente, con l'anno nuovo parleremo ancora più direttamente di questa tutta Catania. Per chiudere velocissimamente, l'obiettivo più importante di questo 2012 per il progetto Tutta Catania? Si dice che bisogna coltivare tanti sogni perché alla fine qualcuno si avvera. Semplicemente di consolidare questo progetto e avere una visibilità maggiore non solo dal punto di vista sportivo ma proprio sociale, culturale, dal punto di vista della penetrazione nel territorio. Tu mi parlavi che comunque non facevate soltanto calcio, qualche altro sport? Assolutamente, sono avvicinati anche altri sport, ovviamente non siamo partiti dal punto di vista delle discipline federali, però abbiamo intenzione di partire, nel senso intanto con dei campionati di livello minore che coinvolgono il rugby, il football americano, la pallavolo, il subbuteo. Insomma, lo sport a 360 gradi, che non sia necessariamente il calcio di Serie A. Ci è venuto facile farlo, per cui è vero. Abbiamo fatto il calcio come prima. Claudio, ti ringrazio per la tua presenza, come al solito di enorme importanza all'interno di una piccola trasmissione quale Penalty. Devi sapere anche che comunque noi siamo una finestra per il calcio dilettantistico, quando vuoi porte aperte. Grazie mille. Per il progetto Tutta Catania, perché è un progetto che abbraccia lo sport a 360 gradi e quindi questa è una cosa importantissima. Grazie tantissimo. Ringraziamo anche Luca per il suo solito commento puntuale e preciso per il campionato di seconda categoria. Salutiamo anche Alessio Di Mauro, poc'anzi presente con invece il discorso riguardante il campionato di promozione. E salutiamo anche Gianluca a questo punto. Tutto a posto anche tu? Tutto bene, è stata una domenica frizzante anche questa, piena di risultati anche strani. E vi saluto come al solito con il contorno delle penaltine, che vi ricordano che l'appuntamento di Penalty va in onda qui su Sesta Rete ogni domenica a partire dalle 19:15, replica dopo le 23:15, quando loro sono già a nanna, e anche domani mattina come al solito dopo le 10:30, 11. Non ridete perché voi dovete andare a nanna. Mi sembra strano. Ancora un po' presto. Noi ci vediamo la settimana prossima per la giornata conclusiva calcistica per quanto riguarda questo 2011, ma vi ricordo pure che stiamo preparando 2 appuntamenti speciali, quelli del giorno di Natale del 25 di dicembre e anche quello del 1° gennaio 2012, 2 appuntamenti speciali di Penalty. A tutti il buon proseguo con le trasmissioni di Sesta Rete. Arrivederci. Arrivederci. Piove o c'è sole, un rigore sbagliato non fa un giocatore. Piove o c'è sole, chi ama la vita lì sul campo è migliore. Piove o c'è sole, il pallone è il tuo vero amico, la tua vita